Per me è sempre una occasione di crescita poter parlare di turismo religioso e di turismo dei cammini. Un bellissimo progetto che investe le comunità coinvolte quasi emozionalmente. Faccio mie le parole di padre Andrea, non un prodotto da vendere, ma una narrazione da offrire, una emozione da offrire attraverso la spiritualità, la spiritualità francescana. È un bisogno, lo dico sempre, dei credenti e dei non credenti. Non per questo disdegniamo e conosciamo molto bene anche quelle che sono le opportunità che questo bellissimo progetto, questi bellissimi progetti possono rappresentare per le nostre comunità. Uno sviluppo bello, uno sviluppo che non consuma il territorio, uno sviluppo che lascia qualcosa nei territori. Noi siamo 15 comunità, molto velocemente, siamo state definite mediaticamente la dorsale francescana. Partiamo da Pula, arriviamo fino a Castelsardo passando per Cagliari, San Luri, Oristano, Laconi Gesturi, Bosa Alghero, Mores, Bottida, Castelsardo, Sassari. Legate dal presenze chiare del passaggio dei francescani in Sardegna e che permangono anche ora oggi i segni chiari del passaggio dei francescani in Sardegna. Non parlo di numeri, non mi piace, ai sindaci non piace parlare di numeri, ce li chiedono per la scuola, ce li chiedono per la sanità, parlo di presenze. Le presenze di questo progetto, di questa bellissima prospettiva sono in crescita. Io parlo di Laconi, ma quando parlo di Laconi parlo di Luogo Santo, parlo di Gesturi, di Alghero. Le presenze sono in crescita. Per esempio Laconi in questi 3 anni ha registrato sicuramente un aumento delle presenze di pellegrini, escursionisti, visitatori tutto l'anno. Prima noi avevamo questo tipo di fenomeno. Le presenze riguardanti il francescanesimo che a Laconi è declinato per la presenza di un santo sardo di cui è chiaro di cui si hanno documenti chiari del processo di canonizzazione, Ignazio da Laconi, si concentravano solo nel periodo estivo. Quindi io posso testimoniare che è così, che le presenze sono in crescita. A che punto siamo? Così arrivo al punto, molto velocemente chiudo. Allora, le comunità che fanno parte del percorso abbiamo alcune che hanno la piena fruibilità sia dei luoghi francescani che dell'offerta francescana. In pieno spirito francescano, comunque saranno aiutate le altre comunità del percorso a raggiungere la piena fruibilità. Stiamo costruendo anche un progetto che metta in rete appunto un'offerta unitaria e unica per tutto il percorso. Stiamo anche proponendo il recupero degli antichi sentieri, dei sentieri rurali all'interno del percorso. Noi siamo un percorso puntiforme. Ricaveremo dei cammini all'interno del nostro percorso, potremmo chiamarlo un cammino dei santi, per esempio, tra Gesturi e Laconi, che mette insieme il santo e il beato, o tra Cagliari e Laconi, per esempio, che riprenda anche gli antichi sentieri che Ignazio da Laconi con i suoi sandali percorreva per arrivare dal convento dei Cappuccini di Cagliari fino a Laconi. Insomma, c'è tanto ancora da lavorare, però insomma, siamo soddisfatti, è un bellissimo progetto. Paola, sei stata fin troppo veloce, quindi complimenti, non alzarti da lì che ci ritagliamo uno spazio magari per una domanda. Vediamo se riesci a fare una performance. No, uguale. Chiudo qui, va bene. Molto bene, però ci deve fare anche capire invece di che cosa stiamo parlando quando parliamo del progetto del Cammino di San Giorgio. Allora, grazie. Come comune capofila. Capofila, certo. Grazie, buonasera a tutti. Intanto non si può parlare di Cammino di San Giorgio se non si parla di San Giorgio. San Giorgio nacque nell'anno 1000 a Cagliari, a 22 anni fu nominato vescovo
il primo vescovo di una nuova diocesi che partiva da Suelli e si sviluppava fino a Ogliastra, fino ad arrivare a Orgosolo e Oliena. Quindi voi potete immaginare, questo è diciamo, il più bel pensiero che posso avere avvicinando San Giorgio ai Cammini. Fu nominato vescovo e gli dissero vai a Suelli, da lì in poi troverai delle terre ostili, troverai delle persone che non sono ancora nell'anno 1000, che non sono ancora, cioè fai l'evangelizzatore, cerca di sedare delle dispute terriere, c'era ancora dei briganti. Quindi voi immaginate nell'anno 1000 questo personaggio con i paramenti, a cavallo, a piedi, che in terre, in sentieri polverosi o in giornate d'inverno fredde percorreva questi sentieri che ancora oggi sono difficoltosi, sono 200 km di cammino. Da questo punto di vista abbiamo lavorato tanto, dal 2012 a oggi, per una cosa. Voi direte, dal 2012 a oggi cosa avete fatto? Avete poltrito? Ci vogliono tutti questi anni per mettere su un cammino. Abbiamo dovuto lavorare su una cosa principalmente, che è più difficile dei pacchetti turistici, è più difficile di convincere le persone delle opportunità anche lavorative che ci possono essere. Abbiamo lavorato sulla consapevolezza dei territori di fare rete, fare sistema per cercare di mettere a disposizione quello che già abbiamo. Si parlava prima di ospitalità, si parlava prima di beni culturali, si parlava prima di chiese. Io cercherò di essere brevissimo, mi sono opposto dal primo minuto diciamo, ad un cammino che fosse solo diciamo, fatto di economia, di soldi, di vendita di pacchetti, di vendita di un turismo sfrenato, di noleggio delle biciclette, perché ho detto San Giorgio per noi, io sono comune capofila del paese di Suelli, San Giorgio noi lo sentiamo davvero ed è presente in ogni famiglia, in ogni contesto ed è ancora vivo. A distanza di 1000 anni, da Urzulei, da Baunei, da Gairo, da Urzulei, da Nurri, ancora quel cammino viene percorso da pellegrini che vengono a chiedere la grazia al santuario di San Giorgio Suelli. Quindi andare sopra questi sentimenti e queste emozioni, questa devozione, questa fede che è ancora viva, proponendo solo un'offerta turistica, ci sembrava davvero snaturare i cammini religiosi. Ci sono serviti tutti questi anni per davvero avere questa consapevolezza. Adesso sembra che i comuni siano tutti resi conto, chi più e chi meno, ma stiamo lavorando anche su questo. Abbiamo trovato una sintesi che a breve ci vedremo per sottoscrivere un'intesa, già una prima fu fatta nel 2012, 17 firme le abbiamo già nel documento, comprese quelle della diocesi e quelle della regione. Io credo che nel giro di 6-7 mesi dovremo riuscire ad iniziare con le prime tappe. Abbiamo già fatto un progetto sulla segnaletica dei percorsi. Abbiamo iniziato a mettere insieme tutti quei tasselli per evitare anche poi di offrire un qualcosa che lasci con l'amaro in bocca ai visitatori e che poi magari invece di avere un'opportunità di svago, una vacanza davvero che li possa arricchire, di avere una delusione anche dal punto di vista personale. Quindi sappiamo che è difficile, ma su questo stiamo lavorando e questa di oggi sembra un'opportunità davvero eccezionale per fare il punto tutti insieme. Mi è stata davvero molto utile con l'intervento del Don Jonathan, che davvero andremo a visitare questo sito che propone alle diocesi di vedersi attorno ad un protocollo d'intesa o un progetto unitario, perché crediamo, come hanno detto tutti nei propri interventi, che la Chiesa debba giocare un ruolo fondamentale in questo progetto. Tant'è vero che se trovassero le porte chiuse delle chiese o dei monumenti, Suelli sono 8 chiese, tra cui un retablo del Cavalo, beni culturali davvero impressionanti. Sarebbe davvero una delusione per tutti. Quindi grazie di questa opportunità, iniziamo tutti assieme, saranno utili tutti i consigli che voi operatori del settore, la Chiesa, l'assessorato, le associazioni presenti volessero
dare al cammino di San Giorgio Vescovo, che da oggi, diciamo, si sente meno solo e si arricchisce di una comunità e degli amici in più. Grazie. Grazie Massimiliano Garau. Una domanda per entrambi, veloce la domanda, veloce la risposta, ma appunto arrivando alla meta si rallenta un po'. E quindi mi avete visto correre durante tutta la giornata, siamo non so come ma in orario, quindi chi dovrà riprendere l'aereo lo riprenderà, l'assessore tra poco la libereremo, ma abbiamo ancora lo spazio per un ultimo brindisi, diciamo così. Appunto. Allora, la domanda per Paola è questa, da donna a donna, nella concretezza che un po' ci caratterizza. Che cosa significa fare da comune capofila? Per me è stato tanto un bellissimo ruolo. È fare mediazione, ma credo che sia già nella mission di questo percorso. Creare solidarietà, capire i bisogni degli altri e appunto in pieno spirito francescano aiutare affinché questi bisogni siano esauditi e affinché poi si possa essere tutti alla pari, tutti uguali all'interno del percorso e avere questa proposta unitaria molto semplicemente. Semplicemente credo che sia una grande arte, appunto. E invece a Massimiliano chiederei, appunto, parliamo di cammini religiosi o cammini spirituali o mete che hanno dei santi anche da toccare, da conoscere, da in qualche misura rivisitare. Cosa dicono i vostri giovani? Allora, il lavoro complicato è proprio questo, cercare di far capire che davvero dietro un progetto, ecco, di così ampio respiro ci possono essere delle opportunità e delle potenzialità per chi, sia per le guide turistiche che per gli operatori del settore, che per le imprese agricole, le aziende agricole, perché il cammino attraversando un territorio, diciamo che fa la scansione di tutte le attività commerciali, di tutte le associazioni, di tutte quelle persone che attivamente operano nel territorio. I giovani si aspettano che le amministrazioni comunali, che sono i primi referenti nei comuni, nei territori, diano delle linee guida ai giovani laureati, che si sono laureati in materia di beni culturali, che le amministrazioni comunali intervengano spesso con non la lentezza che attualmente c'è, perché non dobbiamo negarcelo, c'è una lentezza davvero impressionante nelle amministrazioni pubbliche, spesso che non dipende solo da noi. Come diceva la collega, mettere insieme 19 comuni di un territorio così vasto significa mettere insieme molte aspettative, molte esigenze, sia di natura religiosa piuttosto che di natura sportiva, piuttosto che sappiamo che il cammino è inteso nelle sue molteplici forme in molte varianti, ecco. La difficoltà credo che sia semplicemente questa. I giovani chiedono più velocità, più disponibilità e davvero degli strumenti che possano essere calati nella loro realtà, perché i giovani, che poi non sono tanto giovani, chi esce dall'università oggi ha necessità di tutte le necessità che hanno i giovani, di crearsi una famiglia, di pensare al futuro, di creare delle condizioni di stabilità. Se non gliele diamo e se facciamo vedere che il nostro progetto dei cammini è solo sulla carta, allora diciamo che disattendiamo anche quelle che sono le nostre specificità da amministratori comunali. Quindi questo sarebbe un fallimento ancora più grande di non riuscire a confezionare un pacchetto. Quindi l'aspettativa è altissima. Sappiamo che c'è un mondo attorno ai cammini che gravita e si attende delle cose importanti e siamo qui appositamente per collaborare, per cercare di ascoltare e di imparare. Grazie davvero, perché penso che sia molto difficile fare tutto questo. Complimenti, fare rete, lo dicevamo in uno degli interventi di questa mattina, come la capacità di problem solving in realtà è quasi inesistente, io la incontro realmente, quindi qua mi sembra di in qualche misura
vederla, come si dice, buon cammino. Grazie. Grazie. Allora, ad Andrea invece chiederei, poco fa ci ha parlato appunto di Sant'Efisio e anche qua ha usato trasparenza sia nei tempi, quando gli ho fatto la domanda sui tempi, sia sui finanziamenti che arrivano e sul progetto in generale. Gli chiedo una cosa che mi pare importante sia come amministratore pubblico, ma in generale sui grandi progetti, sui progetti di questo genere, e comunque quando si spendono soldi pubblici, a che pro? Meglio, faccio la domanda come Dio comanda. Quali obiettivi vi date valorizzando un asse strategico come un cammino di questi generi? Pensate alla di questo genere, pensate alla Sardegna, all'Italia, all'Europa? Allora, innanzitutto, così anche per cogliere le considerazioni che facevano i colleghi amministratori, il valore aggiunto dei cammini, o di come lo stiamo pensando, interpretando noi, quello di Sant'Efisio, è riuscire a sposare insieme il momento devozionale e spirituale con la preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale che il cammino di Sant'Efisio si porta in quanto bagaglio, che ha a che fare non soltanto con le bellezze archeologiche, naturalistiche, importantissime, artistiche presenti culturali presenti all'interno del territorio, ma che ha a fare soprattutto con il vissuto di conoscenze che il territorio e ogni comunità offre nella sua specificità. Questo penso che sia, come dire, è l'elemento propedeutico che noi abbiamo considerato imprescindibile per la costruzione e realizzazione del cammino. E la promozione, a questo si aggiunge promuovere una cultura consapevole del paesaggio nell'ottica di un'ampia partecipazione popolare nelle scelte di governo del territorio. Questo era il secondo aspetto che noi abbiamo posto in essere, creando proprio una progettazione insieme a tutti gli attori con i 2 tavoli che abbiamo istituito, proprio per questo motivo, perché ci fosse una partecipazione di tutti. Ora, naturalmente la costruzione del cammino significa che il percorso processionale non è più, cioè è tutto l'anno, non è soltanto durante le 4 giornate dal 1° al 4 maggio che accompagnano il carro di Sant'Efisio con le sue reliquie, con la sua statua da Cagliari a Nora e ritorno. Però naturalmente ci siamo posti il problema, avremo a che fare, anche nel caso in cui non ce lo fossimo posti, con dei numeri, cioè chi verrà, chi potrà, a chi offrire, come dire, questa originalità, questa specificità devozionale, spirituale, culturale e naturalistica. Dall'ultima ricerca fatta sul tema, la provenienza dei visitatori delle 4 giornate durante le giornate del 1° al 4 maggio, il 50% provengono dall'Italia e il 30% come dire, proviene dall'estero. Visitano, rimangono durante la maggior parte per tutti i 4 giorni e non vengono mai soli, vengono solitamente accompagnati. Addirittura come dire, spendono in valore assoluto al giorno, abbiamo il valore proprio secco di 55 euro in valore assoluto. E i motivi però che spingono coloro che vengono durante il percorso professionale, che noi dovremmo riuscire come dire, ad ospitare e far conoscere tutte le bellezze non solo di Cagliari, che poi è il centro che visitano maggiormente, ma tutti i territori fino a Nora, è il vivere un'emozione forte, il vivere una comunità e la curiosità di conoscere culture, ed esperienze, tradizioni differenti, compreso anche l'enogastronomia, perché no, voglio dire. Però riuscire a far vivere, evitando, come dire, una snaturalizzazione dell'elemento spirituale, emozionale, e valorizzando quella culturale, penso che sia, come dire, il primo obiettivo che nella creazione del cammino, oltre alla costruzione, come dire, strutturale, dobbiamo perseguire. Bene, allora
con anche a te e anche alla città metropolitana di Cagliari. Non so se è meglio della città metropolitana di Milano, che non ha un grande, come dire, una grande concretezza. L'augurio è buon cammino, ci rivediamo poi sulle strade di pellegrinaggio a tutti voi. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.